io direi che addirittura AIS è stato un precursore dei tempi rispetto a ciò che poi è diventato la normalità per tutti i cittadini. Noi da molti anni abbiamo cominciato ad impostare questo tipo di tracciabilità con l'iscrizione ai corsi, con gli acquisti online, con le iscrizioni alle manifestazioni varie, e questo ci ha dato ragione, seppur con una sorta di iniziale problematiche nei confronti dei soci, perché erano abituati ai pagamenti ancora col vecchio contante. Pian pianino siamo riusciti a portarli su questa strada, e oggi effettivamente anche loro apprezzano questa modalità, perché l'anno Covid ci ha dimostrato che gli acquisti online sono saltati alle stelle, per cui tutti abbiamo imparato a usare un'app piuttosto che una carta di credito, e quindi insomma direi che è stata una strada aperta molto tempo fa, ma che ci ha dato dei ottimi risultati e dei frutti in questi giorni. La tracciabilità è il fondamento per poter fare in modo che tutti i conti siano perfettamente in ordine. Non a caso abbiamo anche il plauso da parte del collegio sindacale nel fatto che i nostri conti siano sempre in ordine, non ci sia stata mai nessun tipo di contestazione o rilievo.